Francesco Bacini qui al Gimus Festival a Mola. Chiediamo subito la particolarità di questo concerto, un grande ritorno, musica e parole. Che cosa vedremo sul palco questa sera? Sentirete della musica e delle parole, ma è un concerto che io mi diverto molto a fare perché io amo il minimalismo, cioè meno roba c'è sul palco più mi diverto, e quindi mi diverto a saltare nel mio repertorio che ormai ha più di 30 anni e fare canzoni che avevo potuto scrivere domani mattina, che qualcosa di divertente è quella, no? Perché le canzoni poi alcune sono datate, si autodatano da sole, altre invece come dire, sembrano scritte, ma l'hai scritta ieri, no? Da 35 anni. Sì, anche perché alla fine l'uomo cambia poco, cambiano i vestiti, c'è la tecnologia, però anzi andiamo indietro per certi diversi. Di tutta la tua carriera ci sono state le fasi musicali sicuramente. Sì. A che punto siamo e che cosa ricordi con piacere? Che fase della tua carriera? Ma io ricordo quasi tutto con piacere, a parte Music Farm, che quella non c'entra niente con la televisione, la musica con la televisione c'ha poco a che fare. A parte quando una volta c'erano i vari Renzo Arbore piuttosto che Massarini, cioè facevano delle trasmissioni, come dire, ad hoc sulla musica. Ma io farei esattamente quello che ho fatto, il mio è un percorso molto particolare, ma lo sapevo fin dall'inizio. Però anzi devo dire che sono molto contento perché con un genere che non è, come dire, considerato mainstream, come si dice, commerciale, sono riuscito ad avere un successo commerciale con un genere che non è commerciale. Donna di Modena non è un pezzo commerciale per quello che è la commerciabilità, considerato commerciale, e quindi per me il fatto che la mia passione è diventata il mio lavoro, quello già è super bingo per tutta la vita. Parliamo della musica moderna, adesso con l'IA si fa qualsiasi cosa, si fa musica. Che cosa ne pensi di questa situazione? Guarda, io non sono contrario a nulla, dipende come lo usi. Come dire, se prendo una penna Bic e la do a un idiota e a Umberto Eco, la penna Bic è la stessa, però come dire, viene usata in modi differenti, quindi anche l'intelligenza artificiale dipende come la usi, perché c'è sempre qualcuno che la usa, non è che fa da sola. E quindi, anzi, credo che per certi versi spariranno un sacco di cantanti inutili, perché me lo faccio io un pezzo uguale a quello, cioè chiunque fa un pezzo così, mentre se tu hai delle caratteristiche particolari vengono fuori. E quindi quella è una rivoluzione che la gente non ha ancora ben capito la portata, perché ci saranno una valanga di quelli che oggi sono considerati lavori che non esisteranno più, perché li farà l'intelligenza artificiale. Quindi, come dire, è una selezione naturale. Ho voglia di innamorarmi, sì, ho voglia di gridare, ho voglia di fare a botte, di finire all'ospedale, ho voglia di innamorarmi, anche se non ci sarai, sono sicuro sarai. Parliamo adesso di cinema, hai anche collaborato per il cinema. Che cosa ti piacerebbe commentare oggi con il tuo tipo di musica? Che film facciamo? Che cosa ti piacerebbe? Io adesso c'ho un progetto, perché io faccio 50 robe in contemporanea. Sta uscendo questo disco nuovo che uscirà poi a ottobre, che è Nomi e Cognomi 2. Io ho già fatto Nomi e Cognomi nel 92 e dopo 33 anni era giusto fare il volume 2. E poi c'ho un progetto cinematografico che è una roba divertente perché è un western e io farò il cattivo del film, anche perché ho scoperto in questi anni che la recitazione mi riesce naturale come cantare, e quindi quando scopri una cosa nuova di te è chiaro che è un giochino nuovo. E poi il cinema è sempre stata una delle mie passioni principali, anche perché la musica e il cinema sono collegatissimi. Penso a un film senza musica no, è impensabile. E adesso un episodio, un aneddoto della tua carriera, ce lo racconti alle telecamere dietro le quinte. Che cosa ti viene in mente? Centinaia, però quando ho conosciuto Fabrizio De André, perché io ero in un locale a Milano che presentavo il mio primo disco a 20 giornalisti, era un showcase,
di un artista nuovo che presentava alla stampa, era un mini concerto. A un certo punto mi sembra di vedere uno in fondo alla sala che sembra De André, dico vabbè, do i numeri. Cioè, sono talmente emozionato che mi vedo De André, che poi Fabrizio non è che era uno che andava in giro, e da una parte ero preoccupato perché dovevo fare il concerto per i giornalisti, dall'altra vedevo questa sagoma là in fondo e dicevo, boh. Alla fine del concerto vado nel camerino e mi dicono, oh, c'è De André che ti vuol conoscere. E quando ci siamo presentati ho detto, Benin ti volevo conoscere, dico no, io ti volevo conoscere. E che lui era rimasto impressionato, perché poi dopo chiaramente si è diventati amici, un'amicizia che è durata 10 anni fino alla fine. Era rimasto impressionato della mia somiglianza a Luigi Tenco, perché io a 28 anni ero veramente una specie di clone di Luigi Tenco, mi scambiavo io nelle foto di Tenco. Quindi quando mi ha visto Fabrizio, e poi Fabrizio e Luigi erano molto amici, ha detto, ma quello lì è Luigi. Tant'è che io andavo a casa sua, cioè, avevamo un rapporto come se ci conoscessimo da 40 anni, e lui poteva essere mio padre come età, perché io e Cristiano abbiamo un anno di differenza, e a volte di notte a casa sua gli scappava di chiamarmi Luigi, perché secondo me faceva un transfert, perché mi diceva, ma parlate nello stesso modo e fumate anche nello stesso modo, e dico sì, ma sono Francesco, sì scusa. Ho voglia di innamorarmi di una donna, di un animale, di una borsa di coccodrillo, di uno straccio di ideale. Ho voglia di innamorarmi di qualcosa che non c'è. E ora diamo un consiglio ai giovani che vogliono fare musica oggi, che cosa bisogna fare? Secondo me devono cercare la propria strada, lo so che è un discorso oggi anacronistico, dipende cosa vuoi fare nella vita, se vuoi fare solo i soldi non li farai mai, perché funziona così, i soldi li fa qualcun altro nella musica, li fa qualcun altro alle tue spalle, quindi se poi invece hai delle velleità artistiche devi continuare per la tua strada. Io quando ho fatto il primo disco, che dormivo in macchina e non avevo i soldi per la pizza, quando ho fatto il primo disco il mio ultimo pensiero era che dovevo venderlo, per me era il mio successo aver fatto il mio disco. Poi l'ho venduto, ma non era, come dire, no, la matematica, ma non era neanche il fine ultimo, io volevo fare un disco con la mia musica e per me era già la vittoria. E poi mi ho detto, guarda che se non lo vendi non ne fai più. E invece ha incontrato i gusti del pubblico e quindi Viola, avevi il corpo ovale ai tempi della scuola, ma ti ricordi Viola, ti ho vista sul giornale con un sorriso idiota ed una scritta, io bevo acqua di piscina. Un sogno di adesso, in questo momento un sogno musicale ce l'hai? Oppure ti piacerebbe collaborare, fare che cosa? Con qualcuno? sono uno che ho fatto una valanga di collaborazioni da De André a Iannacci a Branduardi, mi manca quelli che non ci sono più. Perché questi ultimi 15 anni francamente non c'è, almeno in Italia, all'estero ci sono delle cose ma all'estero è un altro mondo, perché è un altro mondo, noi siamo il Burundi, perché ci sono degli artisti che all'estero fanno gli stadi, in Italia non sappiamo neanche chi siano, anzi devo dire che non abbiamo mai ascoltato così tanta musica italiana come negli ultimi 15 anni, che è un disastro perché non hai influenze da fuori, mentre all'estero, in America, in Inghilterra, la musica è ancora una roba seria, ma qui non arriva nulla di quella roba lì, quindi è un bel casino, ci sono artisti che veramente sono delle star mondiali in Italia. Basta che guardi una classifica, il primo straniero è al 40° posto e magari è Taylor Swift, che nel mondo è come dire Madonna degli anni 80, no? Per dirti. E qua non arriva quasi nulla da fuori, È tutto un po' un circolo. È un circolo vizioso, è un cane che si morde la coda, no? E io che invece sono uno che quando ho visto di cosa si trattava ho preso la mia barchetta come Ulisse e me ne sono andato per i cazzi miei, anche perché io credo che tu devi fare nella vita quello che ti piace e devi essere soddisfatto di quello che fai. Poi se piace anche agli altri, bene, io non ho mai pensato che un artista deve inseguire il pubblico, se no è un artigiano, mi chiedi 1000 mensole, ti faccio 1000 mensole,
tu mi chiedi 1000 mensole, io te ne faccio forse una fra 6 anni, quindi la differenza è quella. Io credo che sia il pubblico che deve seguire l'artista si propone, poi ti piaccio bene, non ti piaccio, pazienza, cioè non si può mica piacere a tutti, ecco. Grazie mille per essere stato con noi, adesso un saluto al pubblico di Dietro le Quinte. Cari amici di Dietro le Quinte, noi siamo veramente dietro le quinte anche se non ci sono le quinte, e buona estate, buon Natale, noi presto, buona Pasqua ancora, ciao. Tu parli oppure no? Mi fai capire, io con te io non ci sto. In camerino con Lino Patrone, siamo qui al Curci di Barletta, ascoltiamo un po' qual è il programma di questa sera innanzitutto? Una serie di brani della storia del jazz, la storia quella antica, anni 20, 30, 40, 50, ci fermiamo là. Qual è il segreto per un ottimo arrangiamento e soprattutto come si fa a rispettare l'originale creando un po' di innovazione? Si può innovare il jazz oppure no? Il jazz è sempre innovazione, per la semplice ragione che perlomeno quello che suono io è completamente improvvisato, non c'è provato nulla, perché tutti conosciamo i pezzi e li suoniamo come abbiamo voglia di suonare. E questa è la vera bravura del maestro, perché in un'epoca in cui siamo dominati dall'intelligenza artificiale, ma lei che cosa ne pensa? Proverebbe magari a creare degli arrangiamenti con l'IA? Che ne pensa? Assolutamente no, perché? Dire qualcosa? Io più che l'intelligenza artificiale preferisco la pirlaggine naturale, è molto più divertente, proprio non riesco a seguire queste cose. Certo. Che fa? Mi sostituisce la mia testa? Non voglio evitare, voglio pensare sempre io. Ha suonato, ha lavorato con grandissimi della musica. Qual è stata l'influenza, la persona che l'ha influenzato particolarmente? Musicalmente. Musicalmente penso il primo grande violinista della storia del jazz, Joe Venuti, perché io ho suonato gli ultimi 10 anni della sua vita. Una sera con una mia cara amica che abitava a Milano, sono andato a Bergamo a sentirlo, poi dopo siamo andati a mangiare qualcosa al capolinea. Dopo un quarto d'ora arriva Joe Venuti con un gruppo di persone e allora vado lì a fargli i complimenti. Dico, maestro, io sono pazzo, ho tutti i suoi dischi, cosa suoni? Ma io suono la chitarra. C'hai la chitarra? Non ce l'ho. Qualcuno ha una chitarra per questo fanciullo? C'era un mio amico e ha detto, c'ho io la chitarra, prendi la chitarra. Abbiamo cominciato a suonare io e Joe Venuti a mezzanotte, alle 6 del mattino stavamo ancora suonando. E da lì è nata una grande amicizia, gli ultimi 10 anni della sua vita, e Joe Venuti è stato il primo violinista della storia del jazz, come i grandi della storia del jazz erano tutti italiani. Joe Venuti veniva da una famiglia di Spadafora in provincia di Messina e suonava con un chitarrista che si chiamava Eddie Lang, in realtà si chiamava Salvatore Massaro ed era di Monteroduli in provincia di Isernia, ma il jazz lo hanno inventato i siciliani in America. Il primo disco che io posseggo del 1917 è stato inciso da Nick La Rocca, Domenico La Rocca, figlio di Gerolamo La Rocca, caporal trombettiere dei Bersaglieri di La Marmora, di Sala Paruta in provincia di Trapani, tutti trasferiti in America. I neri, che avevano coltivato il blues e gli spiritual per conto loro, sono arrivati dopo a New Orleans, dopo che era scoppiata la moda del jazz italiano. Frank Sinatra, papà si chiamava il paese Lercara Friddi, provincia di Palermo, la mamma di Genova. Dean Martin era di Montesilvano, in provincia di Pescara. Tony Bennett era calabrese, tutti italiani, dappertutto. Però dobbiamo andare fuori per avere successo.